Il sindaco Ida Carmina e il vice sindaco Salvatore Urso hanno deciso di rivolgersi alla procura di Agrigento. La vicenda rifiuti a Porto Empedocle ha assunto ormai una connotazione emergenziale. I due amministratori della cittadina marinara hanno incontrato il procuratore Luigi Patronaggio per esporre la situazione e segnalare a loro dire diverse anomalie rispetto al protrarsi dello sciopero selvaggio degli operatori ecologici, iniziato quasi 2 settimane fa e che sembra non ci siano al momento spiragli di ottimismo. Diversi punti approdati sul tavolo, ovviamente riservati, destinati ad essere tradotti in un esposto formale che mira ad evidenziare quelle che gli amministratori non esitano a definire curiose coincidenze, come il ripetersi delle astensioni in occasione di importanti eventi pubblici e la sistematica attuazione dello stop della raccolta nonostante si stia provvedendo, seppure con difficoltà, a pagare gli stipendi. Quindi la vicenda finisce sotto la lente di ingrandimento della magistratura, chiamata ad approfondire la materia sulla quale già aveva comunque posto l'attenzione per verificare l'eventuale sussistenza di profili di indagine. Intanto Porto Empedocle è immersa tra rifiuti. Il comune dal canto suo ha individuato una nuova ditta per garantire temporaneamente la raccolta, ma in attesa che sia completata l'azione di mediazione da parte del prefetto di Agrigento Dario Caputo, il quale sta tentando di ottenere l'ok della discarica di Lentini, la cui proprietà è creditrice nei confronti del municipio empedoclino per il servizio reso nel 2015. L'amministrazione starebbe anche valutando la possibilità di applicare una risoluzione in danno del contratto di igiene ambientale. Ma a Porto Empedocle è scontro anche istituzionale. Oggi prende posizione il presidente del Consiglio Comunale, Mare Lucaci, che sferra un attacco a Ida Carmina. Le ormai consuete prese di posizione, le solite dietrologie e le immancabili dirette sui social a cui stiamo assistendo ad opera del sindaco non solo appaiono francamente inutili, ma peggio squalificano l'apparato amministrativo, lo allontanano dalla cittadinanza che esige e merita una pronta soluzione. Sono le parole di Mare Lucaci, che poi aggiunge: purtroppo la percezione comune è quella di un paese alla deriva, priva di un timoniere competente e capace. In quanto Presidente del Consiglio chiedo al sindaco, conclude Mare Lucaci, che si ponga fine a questa situazione di grave pericolo per i cittadini. Chiedo infatti azioni mirate e proposte concrete, non filosofie o discorsi scaricabarile. La salute dei cittadini, la salubrità pubblica, l'igiene e l'immagine della nostra terra non può essere ulteriormente lesa.